Posta sotto sequestro stamani dalla Procura della Repubblica di Agrigento la Scala dei Turchi a Realmonte, luogo affascinante, candidato a diventare patrimonio UNESCO, meta in testa alle visite dei siti regionali turistici. A fronte di un sito immenso valore storico, paesaggistico e geologico, si deve purtroppo registrare una carente tutela dello stesso sito, verosimilmente attribuibile all'ambiguo status giuridico dello stesso, e quanto scrive oggi la Procura di Agrigento nel provvedimento di sequestro della Scala dei Turchi. Da anni c'è una forte diatriba sulla proprietà del sito, uno dei più visitati in Italia. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati Ferdinando Sciabarrà, l'uomo che risulta catasthalmente proprietario di una parte della Scala dei Turchi. Va detto che il sito viene rivendicato come di proprietà dell'indagato, che ne detiene il possesso di fatto. L'indagato, da parte sua, scrivono i magistrati, senza avere mai effettuato alcuna opera a protezione del sito, sia dal punto di vista della tutela paesaggistica che dalla messa in sicurezza, ha avanzato pretese di carattere economico sullo sfruttamento del sito e ha preteso di effettuare opere di recinzione dello stesso, così innescando un contenzioso con il comune di Realmonte, che ha contestato all'indagato la proprietà del bene. Le accurate indagini sono state svolte dalla Capitaneria di Porto Empedocle, hanno permesso di accertare che le ragioni del comune di Realmonte non sono affatto infondate, come si legge nel provvedimento. Il provvedimento di sequestro è stato ora completato dai militari della Capitaneria di Porto Empedocle, presenti sul posto lo stesso Sciabarrà con il suo legale Maurizio Bugea, oltre che il sindaco di Realmonte Lillo Zicali e il responsabile del servizio territoriale del demanio della regione, dottoressa Olimpia Campo. Sulla vicenda interviene anche il responsabile di Mare Amico, dottor Claudio Lombardo, che afferma come ancora una volta la procura arriva prima della politica. Claudio Lombardo, che da anni denuncia le condizioni della Marmara Bianca, ha dichiarato all'agenzia ADN Cronos: finalmente si farà chiarezza e si utilizzeranno i luoghi come meritano ora. Con l'area sotto sequestro partirà il processo di regolamentazione dell'area. Una sua valutazione di una Scala dei Turchi che da anni ormai è sempre al centro dell'attenzione mediatica. Ma stamattina si sta procedendo ad opera sull'azione della magistratura al sequestro della Scala dei Turchi. Io non ho letto ancora i documenti che mi sono stati notificati poco fa, però da quello che ho capito pare che si vada nella giusta direzione, cioè affermare che la Scala dei Turchi è un bene pubblico. Questo è quello che noi abbiamo sempre chiesto, che abbiamo auspicato. Nel 2017 il Comune di Realmonte ha prodotto un atto di citazione proprio per affermare che la Scala dei Turchi è sempre stata di dominio pubblico, quindi un bene pubblico, l'abbiamo affermato e pare che si vada in questa direzione. È un passo sicuramente importante, è un primo passo importantissimo anzi.